Buongiorno e benvenuti. Io sono Pierantonio Polloni e sono uno psicologo e psicoterapeuta corporeo. E questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. Iniziamo oggi il ciclo di video dentro l'adolescenza, creati appositamente per dare risposta alle domande che alcune persone hanno inviato. L'argomento con cui iniziamo è Adolescence, quando crescere fa paura. Sigla! Oggi parliamo proprio di Adolescence, una serie che pur nella sua apparente semplicità ti porta dentro il cuore pulsante di un'età fragile, turbolenta e potentemente trasformativa. L'adolescenza. Lo facciamo da un punto di vista un po' diverso, quello socio-psicologico. Oggi voglio offrirvi uno sguardo non solo da psicoterapeuta, ma anche da osservatore appassionato del mondo interiore dei ragazzi. Sono padre anch'io e anch'io ho dei figli che affrontano e affronteranno quella età. La serie ci mostra un gruppo di adolescenti alle prese con il corpo che cambia, le emozioni che esplodono, i rapporti che si coprono. Ma se ci fermiamo a guardare bene, tra una scena e l'altra, magistralmente condotta con dei piani sequenza incredibili, ma non voglio entrare nella parte tecnica cinematografica oggi, vedrete che emergono 4 temi chiavi che ho estrapolato, ma che certamente ogni terapeuta conosce bene. Il primo, il sé in costruzione. Una delle prime cose che salta all'occhio è la ricerca identitaria. Cioè, i protagonisti non sanno ancora chi sono, si muovono in un limbo tra ciò che vorrebbero essere e ciò che gli altri si aspettano da loro. È il processo che Erickson chiamava moratoria psicosociale, uno spazio interiore dove tutto è ancora possibile, ma niente è ancora deciso. Un momento sacro, ma anche pericoloso, in cui il sé si espone al rischio di frammentarsi. Il termine era usato per definire il vuoto tra la sicurezza dell'infanzia e l'autonomia della vita adulta. E la serie questo ce lo mostra benissimo. Ogni personaggio sembra oscillare tra autenticità e maschera, tra bisogno di appartenenza e desiderio di affermazione. Secondo temone, il corpo come campo di battaglia. Non possiamo non notare come il corpo sia centrale. Cambiamenti fisici, sessualità, percezione corporea, giudizi estetici. Il corpo diventa il teatro su cui si combattono guerre interiori. In termini psicosomatici potremmo dire che il corpo parla dove le parole non bastano. L'adolescente in particolare usa il corpo per comunicare angosce che non sa ancora nominare. Attraverso il look, i piercing, il disturbo alimentare, la sessualità esplorata e spesso anche usata per sentirsi vivi. Terzo elemento che emerge dalla serie, il bisogno di essere visti. Uno degli aspetti più toccanti della serie è il desiderio disperato di visibilità. Essere visti, essere riconosciuti, essere accettati, magari in famiglia, tra i pari, nel mondo digitale. Questo bisogno è alla base del senso di sé. Winnicott direbbe: un bambino sarà reale solo se qualcuno l'ha guardato mentre giocava. Winnicott, ricorderete, è quello che ha detto che i genitori, o meglio la madre, per essere una ottima madre, credo che sia sufficientemente buona. E qui torna il tema degli adulti assenti, distratti, eccessivamente controllanti, figure genitoriali che oscillano tra il laissez-faire e l'invadenza, un terreno fertile per disturbi d'ansia, crisi depressive e isolamento, come sempre capita con gli estremi. E poi infine il quarto pilastro che emerge è il trauma invisibile dell'inadeguatezza. Al centro di molti episodi troviamo quello che io chiamo il trauma sottile. Non sono eventi eclatanti, ma sono esperienze ripetute di vergogna, ripetute di rifiuto, esperienze di invisibilità che si completano costantemente, si iterano. Non parliamo di abusi o traumi conclamati, ma di quelle piccole ferite che si accumulano e lasciano il segno. Come diceva Gabor Maté, il trauma non è ciò che ti è successo, ma ciò che è successo dentro di te come reazione a ciò che è successo. Guardare Adolescence con occhi psicologici ci aiuta a comprendere meglio anche i nostri figli, i nostri pazienti o magari anche il nostro stesso passato. L'adolescenza non è solo un'età difficile, è una soglia in termini metaforici, un portale verso la possibilità per diventare se stessi. E come ogni trasformazione richiede testimoni, noi adulti possiamo scegliere di ignorare o di accompagnare silenziosamente talvolta. Se questo tipo di lettura ti interessa, iscriviti al canale, lascia un commento e
poi dimmi che cosa ti ha colpito di più di questa serie. E voi, come avete vissuto la vostra adolescenza? Ottimo, ci vediamo alla prossima puntata. Non smettete mai di guardarvi dentro. Ciao!